Buongiorno amici e buon giovedì 9 luglio, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca ancora a me, Luigi Guglielmi, così condurvi, mostrarvi quali sono le principali notizie sui giornali che si occupano della provincia di Belluno. E ricordiamo sempre fin dall'inizio che questa rassegna che ascoltate su Radio Piave è anche visibile poi, quindi potete vedere i titoli, le fotografie, gli articoli visibili appunto sui nostri canali social, ovvero il canale YouTube e la pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Trovate tutti i link, tutti i riferimenti su www.amicodelpopolo.it, dove trovate anche tutte le notizie di cronaca che durante la giornata pubblichiamo per cercare di tenervi aggiornati. Cerchiamo di fare il servizio di informazione meglio che possiamo, insomma, durante tutta la giornata. Allora, vediamo subito la prima pagina del Gazzettino che vi mostro adesso, del Gazzettino nell'edizione nazionale, che apre proprio con due notizie che ci interessano, insomma, una in modo marginale, però comunque, insomma, quella che ci importa di più è quella di apertura. In Veneto 10 nuovi contagiati, c'è una bimba, ovviamente parliamo di coronavirus. La cosa che stupisce di più appunto è il contagio di questa bimba, perché sapete, ci siamo detti tante volte che i bambini probabilmente potevano essere considerati abbastanza immuni dal vaccino, e abbastanza appunto, abbastanza, che non vuole dire sempre. Questo ci ripropone il tema, se volete, anche con tutti i problemi annessi e connessi della ripresa della scuola. Non si può immaginare che in comunità molto frequentate neanche i giovani siano liberi dalla possibilità di essere contagiati e quindi di andare incontro alla pericolosità di questa malattia, per cui bisognerà tenerne conto. Va bene, leggiamo il lancio. Si impenna il numero delle persone in isolamento, in 7 giorni 229 persone isolate in più. Allora anche qui l'abbiamo detto tante volte, questo non è un numero preoccupante, anzi è un numero che dimostra che la nostra sanità regionale, le ULS, fanno un ottimo lavoro, perché se a fronte di 10 nuovi contagiati ci sono praticamente 230 persone isolate, vuol dire che si sta cercando in tutti i modi di chiudere il cerchio attorno a queste persone contagiate, per cercare di fare in modo che non contagino altri, e si tengono ferme tutte le persone che possono essere state in contatto con essi. 7 giorni fa, giovedì 2 luglio, in Veneto c'erano 763 persone in quarantena, dice il Gazzettino nazionale. Di lì a poche ore sarebbero esplosi nuovi focolai, uno su tutti, quello dell'imprenditore Berico tornato dalla Serbia, positivo al coronavirus, che ha fatto scattare i controlli in 3 province, Vicenza, Verona, Padova. In realtà, l'abbiamo detto, i numeri determinati da questi controlli poi sono risultati abbastanza contenuti, il numero di contagiati, perché alla fine è vero che sono sparsi su 3 province, sono stati sparsi su 3 province i controlli, però nel nostro piccolo il focolaio dell'Eurobrico di Feltre, che poi si è esaurito, il negozio è stato sanificato, è stato tutto riaperto, mi raccomando, all'Eurobrico di Feltre si può andare senza pericolo. Ecco, però quel focolaio dell'Eurobrico alla fine aveva determinato un maggior numero di contagi, se alla fine non ricordo male, no? Dunque, poi i rientri dall'estero di lavoratori positivi con casi dal Kosovo, dal Brasile, dal Camerun, perfino una bimba di 1 anno, figlia di un camerunense abitante nel Padovano, è stata contagiata. Morale, dice il Gazzettino, nel giro di una settimana le persone in isolamento sono aumentate sensibilmente, erano 763, come diceva all'inizio dell'articolo, giovedì, adesso sono 992, un aumento di 229 persone chiuse in casa senza poter avere contatto per almeno 14 giorni, sottoposte a tampone che nel caso in cui risultino positive non contagino altre persone. Come dicevamo, no? Le si isola ben per questo. Solo nelle ultime 24 ore il numero delle persone in isolamento è cresciuto di 122 unità, mentre sono 10 i nuovi positivi al virus. Allora, qui c'è un dato che è molto importante, però. Nel titolo, appunto, fa impressione leggere della bimba. Vi ho letto il lancio proprio perché volevo che ci soffermassimo un istante, poi non stiamo più su questa notizia, che ci soffermassimo un istante sull'età di questa bambina, che ha 1 anno. Bene, questo darebbe
ancora una volta, per l'ennesima volta, ragione al virologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova, che nel suo studio condotto su VO, dal suo studio condotto su VO, aveva ricavato l'indicazione che i bambini piccoli, i più piccoli, sono ancora nella condizione di poter essere contagiati, mentre la fascia che va dall'asilo praticamente fino ai 10-11 anni, di quelli non c'è riscontro di contagi, quindi è molto probabile che anche questo caso vada inquadrato in queste cose che si sono capite del coronavirus, cioè tutti contagiabili, più contagiabili i vecchi, contagiabili anche i bambini, ma solo fino, adesso non ricordo se era 2-3 anni, ma insomma quelli più piccoli, perché poi non si sono verificati casi e questa situazione sembrerebbe proprio confermare quanto detto, per cui rimane un motivo di preoccupazione dall'altro, ma non scopriamo poi niente di così nuovo rispetto a quanto sapevamo già prima. No? Vi dicevo tolgo la mia fotografia per la mia immagine per farvi vedere il lato destro di questa prima pagina del Gazzettino Nazionale. Vedete, c'è la vicenda che dispiace, insomma, il figlio di Del Vecchio aveva acquistato una catena di moda in America e si era messo a fare quello, insomma, a New York avevano molti negozi, Brooks Brothers è una catena famosissima che produce camicie. Bene, purtroppo la società è andata in bancarotta. Già nell'anno scorso c'era stato dicono le indiscrezioni, insomma, c'era stato qualche tentativo di cedere il marchio, sicché probabilmente i segnali non erano tutti positivi. Fatto sta che insomma adesso i portavoce della società hanno detto che cercheranno di cedere nella miglior situazione il marchio, ma l'azienda produttrice, che ha un sacco una storia lunghissima dietro di sé, purtroppo non va avanti, insomma, ecco. Va bene, gli altri titoli su questa prima pagina: Benetton governo, scontro finale, sapete che parliamo del ponte Morandi di Genova, Gondolieri si nasce, priorità ai figli, sono problemi un po' lontani, fino a un certo punto un po' lontani, perché dopo la mostra che è stata fatta anche l'anno scorso, ricordate, Inzoldo che ci ha ricordato il legame tra le nostre montagne e le gondole, insomma dobbiamo e possiamo sentirle anche un po' oggetti nostri, no? Se possiamo dire noi bellunesi. C'è una notizia in taglio basso che anche se non riguarda Belluno la diamo perché ci fa piacere, il problema interessa molto i bellunesi, cocktail di farmaci e da un anno è libero dall'AIDS. Sull'AIDS si sta ancora cercando come fare. A proposito di lotta ai virus, abbiamo questo importante virus che ancora non è stato sconfitto e ci ricorda che non è detto che si trovi il vaccino per tutti i virus. Nel caso dell'AIDS si è trovato il modo, insomma, non questo, si è trovato il modo si sono trovati i farmaci che comunque consentono di convivere con questa terribile malattia che è l'AIDS. No? Adesso andiamo a vedere, vi mostro, salto tutta la parte nazionale del Gazzettino perché volevo andare direttamente al fascicolo di Belluno e mostrarvi quello, eccolo qui. Positiva al virus è l'apertura, abbraccia figli e nipoti. Parliamo della kosovara, è fatto dell'altro giorno, non c'è nulla di nuovo, ma si chiariscono meglio le dinamiche di questo nuovo contagio che c'è stato. No? Dunque, il sommario, una settantenne torna dal Kosovo e resta per giorni a contatto con i familiari prima di scoprire di essere malata di Covid. Portata al pronto soccorso dopo i problemi respiratori, pare che la situazione fosse anche piuttosto pesante, 9 persone in isolamento in attesa dell'esito del tampone, ma a quanto pare ci possono essere dei risvolti giudiziari, lo metterà in rilievo nella prima pagina anche il Corriere delle Alpi che vedremo dopo, perché questa donna, come dice subito il Gazzettino già in apertura dell'articolo di lancio, poi la firma è Bonetti, pagina 7, dice così: avrebbe dovuto prendere contatti con il Dipartimento di Prevenzione
e dell'ULSS appena arrivata a Belluno, denunciando il suo rientro in Italia, come prevede la normativa. Questo vuole la legge. Questa signora avrebbe dovuto spiegare all'ULSS di essere stata in una zona. Sapete, l'altro giorno Zaia ha elencato quali sono i paesi tornati dai quali bisogna comunque osservare tutta una serie di precauzioni, il Kosovo è tra questi. Invece la nonna kosovara 77enne, tornata domenica scorsa, non lo ha fatto, è rimasta a contatto con figli e nipoti nella casa di una frazione di Belluno. Martedì è finita al pronto soccorso con problemi respiratori, si è scoperto che era infetta ed è scattato l'allarme, potrebbe rischiare una maxi sanzione, intanto i familiari, 9 persone, soprattutto bambini, sono in isolamento in attesa del risultato del tampone. E questo è un problema veramente grosso, anche perché proviamo a immaginarci questa famiglia di giovani, sicuramente ci sono di mezzo degli adulti, giovani che lavorano, in questo modo sono costretti a fermare le proprie attività, magari a mettere anche a rischio il lavoro per via di una disattenzione, insomma, che alla fine costa caro per quello che si capisce proprio soprattutto loro, questa famiglia, insomma, no? La cosa è piuttosto così, insomma, così genera dispiacere, insomma, no? E in ogni caso ci induce a ribadire ancora una volta che occorre, bisogna, lo dice la legge, ma lo dice anche il buonsenso, autodenunciarsi, non prenderla alla leggera quando si va in posti o si incontrano persone o si hanno sintomi che fanno pensare che ci sia il contagio. Sapete che se si ha qualche linea di febbre, si hanno i sintomi tipo tosse e cose del genere, adesso la nuova ordinanza dice che bisogna mettersi automaticamente in autoisolamento e dirlo al medico. Quindi lo ribadiamo anche da qua, è la nuova ordinanza di Zaia. Se avete febbricola e un sintomo tipo coronavirus, dovete dirlo al medico. Dobbiamo dirlo al medico. Allora, ieri un sopralluogo di Bottacin sugli interventi, adesso insomma si è allentata la pressione a Mestre sul coronavirus, allora l'assessore, che è stato assessore alla protezione civile quando c'era bisogno del coronavirus, il nostro Giampaolo Bottacin, l'assessore regionale, adesso è tornato a fare l'assessore di Vaia e quindi torna sui cantieri. Cortina, cantieri più veloci per le Olimpiadi. Italia Veloce apre una corsia di sorpasso per le opere legate alle Olimpiadi invernali del 2026 e intanto proseguono i cantieri per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Ieri il sopralluogo dell'assessore regionale Bottacin, l'articolo è di Marco Di Bona, pagina 13. Feltre, progetto Belvedere, bocciato lo studio, riqualificazione del Belvedere, un progetto calato dall'alto che nulla ha a che fare con il contesto storico in cui è inserito. È dura la posizione della consigliera comunale della Lega di Feltre, Nadia Forlin, sul progetto per la sistemazione e la valorizzazione del Belvedere, l'area dove arrivano gli ascensori che collegano la parte bassa della città di Feltre con il centro storico, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. Ancora Borgo Valbelluna, incursione dei lupi, gli allevatori fermateli, 2 asini morti e 1 ferito, poi salvato. È il bilancio della terza incursione dei lupi nella proprietà di Mirko Ferrighetto a Stabie, Lentiai, l'allevatore per passione. Lo faccio per tenere puliti i prati, spiega, chiede che ci sia un censimento e un contenimento. Cala anche l'ipotesi di mettere un chip al capobranco in modo da individuarne gli spostamenti e spaventarli. Chissà. Dunque, un tema che ieri ha tenuto banco con grande mobilitazione, la scuola, ha tenuto banco in provincia, perché c'è stata una riunione importante, provincia e presidi, dice il titolo in prima pagina del Gazzettino di Belluno. A settembre aule più sicure, un investimento da $500.000, Dolomiti Bus garantisce le stesse corse. Serve pazienza ma troveremo la quadra, lo dice Serenella Bogana, vicepresidente della provincia, dopo i confronti di ieri con presidi e Dolomiti Bus per il prossimo anno scolastico, e garantisce aule sicure con 500.000 euro dei fondi dedicati a interventi di edilizia leggera. Ma le ombre sulla fase 2 della scuola sono anche quelle dei segretari che mancano, una ventina, e delle corse delle Dolomiti Bus. Altro che segretari, mancano un disastro di insegnanti e anche di personale di bidelli
L'azienda le garantisce, ma pesa ancora la situazione economica critica. Ha seguito questo tema per il Gazzettino, ovviamente Giovanni Santin, insegnante e giornalista, alle pagine 2 a 3 adesso e 3, adesso andiamo a vedere, ma finiamo di dare i titoli della prima pagina del Gazzettino. Belluno giovedì di sera, in campo anche la polizia locale, giovedì di sera blindati, lo ha deciso la prefettura. Tra le piazze questa sera saranno schierati anche gli agenti della polizia locale. E sapete perché? Perché giovedì di sera, bellissima manifestazione che attira un sacco di gente, attira anche i furbacchioni che intendono divertirsi un po' di più. Ricordiamo appunto gli arresti che ci sono stati da parte della questura di Belluno per traffico di droga, interessata la solita via sotto Castello, purtroppo mal frequentata, e anche l'altro fermo è avvenuto in piena Piazza dei Martiri, lo dicevamo ieri, nel parcheggio davanti all'Astor. Quindi insomma è giusto che le forze dell'ordine, noi cittadini auspichiamo che le forze dell'ordine non lasciino correre, intervengano e vadano a vedere che cosa succede in queste situazioni. Torna la tentazione di 3 comuni, andiamo con Bolzano. Adesso, per carità, non giudico personalmente, di sicuro dico che con tutto quello che si sta facendo anche per Cortina in questo periodo di preparazione ai mondiali e poi delle Olimpiadi, tutto quello che si sta facendo come Veneto, veramente mi sembra che queste cose siano fuori dal tempo. Ma insomma, tornano alla carica sulla secessione dal Veneto e il passaggio all'Alto Adige i 3 comuni ladini dell'ex impero austro-ungarico: Colle Santa Lucia, Livina Longo de Col di Lana e Cortina d'Ampezzo. Una riunione che era stata votata a furor di popolo nel referendum, riunione nel senso unione di nuovo all'Alto Adige, che era stata votata da furor di popolo nel referendum del 2007, ma che da allora si è arenato a Roma. L'occasione per riprendere il filo di una riannessione è stata affrontata ieri nell'incontro tra i rappresentanti delle 3 comunità e il vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider. Sul tavolo anche l'istituzione di corse per portare gli studenti in Alto Adige e l'insegnamento delle lingue ladina e tedesca. L'impresa in bicicletta fino a Reggio Calabria, voglio dire all'Italia di ripartire. Questo sul taglio basso in questa prima pagina del Gazzettino. Il ciclista di Limana, Paolo Dalmas, è ripartito per un'altra impresa. Dopo la Belluno Londra, ora tocca alla Belluno Reggio Calabria. Le prime pedalate martedì alle 19, l'arrivo è previsto per domenica e per lui tutto questo ha un significato. Vorrei dire a tutta l'Italia che è giunto il momento di ripartire. Insomma, con questo spirito Paolo Dalmas, che avevamo anche seguito nella sua impresa verso Londra, riparte. E a proposito di ripartire, pagina 2 si parla della ripartenza, ma della scuola, il ritorno sui banchi, classi più sicure. Questo è il titolone di pagina 2 che è legata a pagina 3, appunto con le foto anche a scavalco. Rivoluzione al Catullo, ecco il nuovo volto del liceo artistico, questo su pagina 3. All'interno del chiostro settecentesco potrebbero essere realizzate aule modulari costituite da pareti con vetrate. Appunto, come diceva l'assessore, ci sono anche i soldi per inventarsi delle cose e adesso bisognerà correre perché settembre è qui. Dunque, presentati, dice il Gazzettino, altri progetti di ristrutturazione per l'agrario di Feltre e il Dalpiaz, Dolomiti Bus pronta a ripartire come l'anno scorso. Ma volevo tornare appunto all'articolo principale di Giovanni Santini, che firma anche gli altri, e vi dicevo che c'è il problema sì dei segretari, ma anche e soprattutto quello dei docenti. Infatti il taglio basso dice: dopo i presidi e i docenti ora mancano i segretari. Va bene. Andiamo a vedere qualcosa di questo articolo principale. Belluno: serve pazienza, ma troveremo la quadra. Serenella Bogana, vicepresidente della provincia con competenze a istruzione e edilizia scolastica, sintetizza così l'esito dei confronti convocati ieri per garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. La fotografia, che è grandissima in pagina, che vedete se ci seguite sui social, ma la racconto per chi è in radio, mostra la sala degli affreschi della provincia di Belluno con i posti disponibili alternati per via del coronavirus, ma è la sala piena di presidi, funzionari della scuola in sostanza, che si sono riuniti in provincia per cercare di capire cosa fare e come fare.
Servirà un po' di pazienza, ha detto Bogana, perché la quadra che si troverà non sarà certo al ribasso per la scuola e per il bene dei nostri studenti. La provincia cercherà di andare incontro a tutte le richieste. Il tavolo con i dirigenti scolastici sarà riaggiornato entro una decina di giorni per scendere più nel dettaglio e dare concretezza. Questa è la promessa della vicepresidente della provincia. Al mattino, in collegamento con il dirigente regionale Carmela Palumbo, c'è stato prima l'incontro con i dirigenti scolastici delle scuole superiori, sulla cui edilizia cade la competenza della provincia, poi quello con i dirigenti degli istituti comprensivi, cui erano invitati anche i sindaci, al centro il manuale operativo per la ripartenza. Ecco, questo insomma per dire come si è strutturata la giornata. Salto a questo ultimo paragrafo dell'articolo di Santin. Nel frattempo non si ferma il piano edilizio varato prima della pandemia. Durante l'estate sarà eliminato l'amianto dal liceo Renier con la conclusione dei lavori entro agosto. Verranno sostituiti i serramenti allo scientifico Galilei, dove saranno ricavate anche 2 nuove aule dall'ex appartamento del custode. Rinviati invece al prossimo anno i lavori di adeguamento sismico al professionale Brustolon per una durata di cantiere prevista attorno ai 2 anni. Possiamo cogliere l'occasione per un ragionamento più ampio, scrive Santin riportando le parole di Bogana, che ci consenta di razionalizzare gli spazi, perché nei prossimi 10 anni perderemo circa 400 ragazzi, vale a dire 20 classi aspettate che raggiungo l'altra pagina, delle scuole superiori. È un problema di spopolamento che ci impone delle scelte. Il prossimo anno scolastico sarà necessariamente impegnativo, ma possiamo garantire luoghi adeguati e sicuri per i nostri ragazzi e per il corpo docente. Intanto ieri la ministra Lucia Azzolina ha parlato anche di didattica digitale integrata, proprio perché sia chiara la funzione di integrare e non di sostituire il percorso di apprendimento. Quindi si sta a scuola, si cerca di essere in classe, ci sarà l'integrazione della didattica via internet dove necessario. Per questo nelle prossime settimane, conclude l'articolo, inizieranno spazi di formazione del personale docente sulle tematiche digitali e sul rientro in sicurezza. Andiamo avanti col Gazzettino. Giovedì di sera, come dicevamo, in campo i vigili, e il sommario si riferisce a quel che vi dicevo io prima. Dopo la scoperta di un giro di droga in città, il Comitato per l'Ordine Pubblico ha deciso di potenziare la sorveglianza. Il sindaco Massaro: la sicurezza viene prima di tutto, i vigili a fianco di carabinieri, polizia e di 4 guardie giurate che gireranno fra la gente. Questo appunto come misura per cercare di contenere i fatti, tipo quelli dell'altro giorno. Via Sottocastello degradata, il municipio è assente. Guardate, c'è il bellissimo muro di via Sottocastello con alcune bottiglie posate sopra, lo racconto per chi ci segue in radio. Bene, quelle bottiglie sicuramente non sono state messe lì dai giornalisti, voglio dire, per fare la foto che colpisce, perché veramente in via Sottocastello praticamente di continuo si trovano i segni di un modo di divertirsi, insomma, discutibile e soprattutto anche pericoloso, no? Torna a trovare i nipoti, era positiva, la nonna 77enne del Kosovo. Qui c'è la vicenda raccontata nei dettagli: febbre e tosse, martedì è stata portata al pronto soccorso. Per quel silenzio adesso rischia anche le conseguenze penali, come dicevamo prima. Bene, sul BIM è stato eletto presidente del nuovo consiglio di amministrazione. Sapete che al posto di Vignato, che era amministratore unico, è stata decisa la strada di un consiglio di amministrazione a più persone, fatto di 3 persone, e questo consiglio di amministrazione adesso ha un presidente che è Attilio Somavilla, che è un commercialista, che ha un largo passato anche di amministratore, lungo passato anche di amministratore nella città di Belluno, e a cui anche da qui facciamo gli auguri, perché amministrare BIM GSP con un debito ancora di 32 milioni di euro non è poco. Ricordiamoci che il predecessore Giuseppe Vignato l'ha saputo abbattere di 57 milioni, ne hanno un bel po' adesso da lavorare ancora i nuovi amministratori. Andiamo avanti. Feltre Belvedere in centro storico, doccia gelata per il progetto, la
consigliera leghista Nadia Forlin critica lo studio ma anche i costi, avevamo già detto prima, no? Leggendolo in lutto. La sanità feltrina è in lutto, è morto il dottor Frondaroli, medico di base, era originario di Valdobbiadene, lavorava all'UTAP, era un medico di base. L'ULSS ha distribuito un comunicato in cui veniva sottolineata la correttezza, la generosità e la professionalità di questa persona che si era fatta anche ben volere dalla gente, no? Bloccata in Bolivia, voglio tornare, Emanuela Mondin, bloccata in Bolivia e di Quero, non riesce a rientrare dal Sud America, ha cancellato anche l'ultimo volo, è lì da sola, tutti i progetti che stava svolgendo sono fermi, è presa dalla sconforto, ha scritto ai paesani ricevendo sostegno. Vedete, negli anni scorsi quasi ammiravamo chi aveva il coraggio di andare via, di fare cose lontano, eccetera. Adesso questa scelta si è rivelata per molti una scelta anche pericolosa, no? Perché poi col coronavirus adesso è meglio stare qua, alla fine siamo curati meglio qua, insomma, anche se qui anche è stato molto diffuso. Sfalciati 20 km di sentieri, grazie a tutti i volontari, il plauso del sindaco, parliamo di Limana, c'è una foto splatterissima di uno dei tre asini attaccati dai lupi, due sono morti, un terzo è rimasto ferito. Nuova incursione dei lupi, dicevamo prima, no? Andiamo avanti, Colfo Don Mampezzo torna alla secessione, nell'incontro di ieri con la provincia di Bolzano, ripreso il referendum che 13 anni fa chiese il passaggio all'Alto Adige, sollecitata una spinta all'iter che per ora è bloccato a Roma, intanto il legame corre con le linee del bus per reclutare studenti. Dunque noi stiamo andando via veloci, ovviamente aperti 16 cantieri, investiti 15 milioni, ieri il sopralluogo a Cortina, dicevamo già, le cifre sono queste, sono molto molto importanti, le opere olimpiche imboccano la corsia di sorpasso grazie alle normative del governo centrale. Feltre, un portiere nel mirino, San Giorgio puntella la difesa, ultimi colpi di mercato per due nostre big del campionato, i DS perfezionano gli assetti anche nelle categorie inferiori, tutte le società si attrezzano per affrontare la prossima stagione, questa è l'apertura dello sport. Adesso vi mostro nel poco tempo che ci resta il Corriere delle Alpi, permettetemi di arrivarci e non sarà semplice perché mi ritrovo adesso con internet che si è bloccato proprio lì e quindi adesso devo farlo ripartire, ma ci arriviamo tra un attimo. Allora vi dicevo del problema anche delle ricadute giudiziarie che la persona rientrata dal Kosovo che non si è autodenunciata in cui quella persona ora potrebbe incorrere e questo lo si trova anche sul Corriere delle Alpi, come vi dicevo prima. Vediamo che cosa c'è sulla prima pagina. Eccoci qui, provincia caccia di aule, questo è il titolone di apertura, per il rientro a settembre, vertice a Palazzo Piloni, ma di questo abbiamo già ampiamente detto, GSP Sommavilla eletto presidente, una società in espansione, così ha detto il nuovo presidente, l'Ideal Standard, ordini in arrivo, ma a settembre rimane l'orario ridotto, la foto centrale è riferita alle mostre mercato che vanno a sostituire in qualche modo le sagre, le fiere autunnali per la possibilità appunto di muoversi all'aperto, la verifica sui cantieri di Cortina di ieri, 8 cantieri per mettere al sicuro l'abitato di Alverà, questo è il titolo, pagina 30, lupi, 3 assalti in 3 notti, gli allevatori siamo stanchi, abbiamo detto, ma io volevo arrivare al taglio basso di questa pagina dove c'è la notizia, la fotografia relativa a una persona, un professionista molto conosciuto nel Feltrino e non solo, e cioè parliamo di Nicolino Pertile, il pediatra, lo storico pediatra di Feltre del Feltrino, che è morto a 90 anni, il lancio è questo, 2 lutti nella sanità feltrina, uno è appunto quello di cui dicevamo prima, ieri è scomparso dopo una malattia di 3 anni il medico di base Fulvio Frondaroli e in serata si è appresa la notizia della morte a 90 anni di Nicolino Pertile, una delle colonne della sanità feltrina e della pediatria in particolare.
Con questo ovviamente non possiamo rinunciare a fare le condoglianze alle famiglie di questi due professionisti che sono scomparsi ieri. Eccoci, concludo qui la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata, mi raccomando continuate a seguirci su www.amicodelpopolo.it e poi sui nostri social. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.